Chissà se ricamerà più spettatori l'arrivo del Catania di Pino Rigoli all'Essaneto domenica pomeriggio. Questo è l'auspicio. Del derby con il Catania comunque si continua a discutere sui social e tra i tifosi è grande l'attesa di vedere all'opera i biancoazzurri in una sfida che Pino Rigoli, ovviamente con una semplice battuta, ha considerato come una finale. L'Acragas di Raffaele di Napoli, il Catania lo ha battuto al Massimino con uno splendido gol di Matteo Zanini. Certo erano altri tempi, tempi lontani. Oggi la storia calcistica ad Agrigento purtroppo racconta episodi diversi e tristemente noti. Il derby con il Catania non può che riportare la mente a quella domenica di festa e di grande gioia al rientro dal Massimino. I biancoazzurri si stanno preparando per affrontare una squadra reduce di un'altra importante vittoria con una squadra di vertice, e cioè il Matera. Ieri ospite della nostra trasmissione condotta da Carmelo Lentini è stato Bruno Pezzella, il quale ha parlato dapprima della sua famiglia di atleti. Mio fratello gioca in Betis, Siviglia, e mio padre pure ha giocato sempre. No, dopo c'è la mia mamma Gabriela e la mia sorella che gioca a hockey. Hockey si dice pure qua. Gioca a hockey lei. Pezzella, a proposito del derby di domenica, ha detto: Adesso noi dobbiamo essere forti in casa e per quello questa partita per noi è troppo importante. Per noi, per i tifosi, per tutti. In questa situazione dobbiamo vincere per forza qua in casa e c'è questa una bella opportunità.